La Fortitudo va avanti, ma non è quella del presidente Moncada. A proseguire il cammino nei playoff la Fortitudo Bologna, che ieri ha chiuso definitivamente i conti in casa del roster agrigentino, imponendosi con il punteggio di 74-71. Il bilancio della serie è di 3-0. Nella gara 1 e nella gara 2 infatti i bolognesi avevano avuto la meglio al Paladozza. Niente da fare dunque per la squadra di Ciani, anche se ha lottato fino alla fine, sciorinando anche un'ottima prova di grande intensità, ma si è dovuta arrendere di fronte ad una delle squadre meglio attrezzate del torneo di A2, una corazzata costruita per vincere. Finisce comunque tra gli applausi la post-season per la Fortitudo Agrigento, che ha combattuto, ha onorato la maglia, provando a rendere la vita difficile agli avversari, e il punteggio finale di ieri sera 71-74 lo certifica. Subito dopo il match il commento a caldo di Franco Ciani: c'è il rammarico di essere usciti pur con la consapevolezza, dice il tecnico biancoazzurro, che la Fortitudo Bologna è una delle migliori squadre del campionato. D'altro canto, per quello che i ragazzi hanno fatto in gara 2 e gara 3, meritavamo di giocare la gara 4, sono ancora le parole del coach agrigentino. Non ci siamo arrivati anche per una serie di episodi che purtroppo non ci hanno sorriso. È stata una serie playoff di grande impegno, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. Poi uno sguardo al futuro, Ciani non si sbilancia più di tanto, ci fermiamo qualche giorno, poi incontreremo il presidente e sarà lui, conclude, a tracciare la linea guida.